Io a questo punto, proprio per brevità, darei la parola all'assessore Giorgio Copparoni, al quale chiederei i saluti dell'amministrazione comunale e di dire i perché dell'organizzazione. Vi saluto tutti e vi ringrazio di aver voluto aderire, peraltro non numerosi come speravo. Mi augurerei che poi questo sia solo l'inizio di una serie di incontri, ma soprattutto di incontri produttivi. E lo spunto nasce, scusatemi, devo ringraziare il team Penso che collabora con noi in questa iniziativa che è Mogliano Impresa. Stiamo cercando di mettere in rete e di far comunicare tra di loro e con l'amministrazione le attività produttive del territorio. C'è la necessità che le aziende si parlino e si coordinino per capire dove il nostro territorio deve andare. La volontà dell'amministrazione è proprio in questo senso. Creiamo dei tavoli di contatto e dei punti di contatto tra le attività e l'amministrazione comunale per capire dove questo nostro territorio deve andare. Il passante, la vicinanza di Treviso e di Venezia sono sempre quasi viste come problematiche dai nostri territori, invece devono diventare opportunità. Ed è proprio in questo senso che noi chiediamo ai protagonisti della vita economica di aiutarci a capire verso dove dobbiamo andare. Ecco, dicendola in termini semplici, voi ditemi quello che devo fare e io lo faccio. L'assessore deve dare degli stimoli, l'amministrazione deve dare degli stimoli, ma deve anche essere in grado di ascoltare le attività, perché le attività sono nel campo tutti i giorni. Sono qui, non vi nascondo, in una doppia veste, quella di assessore, ma anche quella di piccolo imprenditore del territorio e che è anche cittadino di questo comune, per cui ho nel cuore il progresso di Mogliano e la voglia di vedere Mogliano finalmente non come una periferia, non come un punto di residenza tra Venezia e Treviso, ma il centro di quella città metropolitana che di fatto c'è già. Io vi porto i saluti del sindaco che forse ci raggiungerà, ho la fiducia del sindaco che mi dice va avanti ti che ti sa, ecco, questa spero che sia una fiducia ben riposta, ma vi chiedo anche, e questo poi termino e lascio agli illustri personaggi che ho qui vicino a me, io spero che voi abbiate anche voglia di avere un contatto personale con l'amministrazione e soprattutto con me. Gli uffici sono a disposizione sempre per le attività. Le pratiche evase quest'anno dal nostro ufficio commercio sono state 1500 in entrata e 1500 in uscita circa. L'ufficio è sempre al lavoro nel controllo dei regolamenti, nella sistemazione, cercare di risolvere i problemi pratici delle attività. Per cui non c'è soltanto la programmazione, ma c'è anche un lavoro sul campo che questa amministrazione sta cercando di portare avanti, di fatto potenziando l'ufficio commercio che si è arricchito di altro personale, per cui cerchiamo di essere al servizio delle attività. Io lascio la parola a Lucio e vi auguro e vi chiederei un applauso per i nostri ospiti che si sono... rapporti tra politica e territorio, dare la parola al presidente Murato della provincia di Treviso. E tutto quello che l'assessore Copparoni ha detto va moltiplicato alla n in effetti per quanto è grande il territorio della provincia e per quella che sicuramente che è la provincia di Treviso che ha fatto una delle sue mission, l'attenzione per il territorio. Quindi Presidente, la pregherei proprio di dare, come dire, degli spunti rispetto alla volontà, alla capacità di dialogare con il mondo dell'impresa in questo territorio. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio per questa opportunità perché credo che sia un tema particolarmente centrato in questo momento, un momento nel quale stiamo lentamente uscendo da una crisi che dalla fine 2008, 2009, 2010 vede tutta la nostra nazione, l'Europa stessa riposizionarsi in termini di lavoro, in termini di produttività e soprattutto in termini di competere sui servizi delle persone, servizi poi che derivano dalla ricchezza della produttività, che derivano poi dal complesso generale per quanto riguarda la produttività. La provincia di Treviso noi abbiamo 900.000 abitanti,
abbiamo 1074 zone industriali dove si fa attività produttiva su 95 comuni, abbiamo 105.000 partite IVA, di queste 86.000 partite IVA hanno movimentato una risorsa negli ultimi 2 anni, per cui diciamo, noi le consideriamo le partite IVA attive, che operano direttamente, e per cui è un complesso di piccola e media industria, artigianato, commercio, che ha una importanza abbastanza importante. Se consideriamo che il PIL della provincia di Treviso nel 2008 si è attestato sui 24 miliardi di euro, 24,8 miliardi di euro, significa che abbiamo un valore economico che è molto importante. Mogliano ha una caratteristica che sicuramente nella zona intermedia tra Treviso e Venezia è forse la città che ha vissuto in maniera minore rispetto a quelle che sono state le espansioni e gli sviluppi della piccola e media industria nella parte a nord del capoluogo di Treviso. Questo credo che storicamente deriva dal fatto che Mogliano è più una realtà di servizi, che negli anni 60 Mogliano era più vocata alla industrializzazione di Porto Marghera, ai servizi relativi alla Venezia per quanto riguarda l'aspetto statale, regionale, qui ha avuto una vocazione forse che è in maniera più limitata rispetto ad altre realtà. Di questo bisogna assolutamente prenderne atto e riconoscere che anche la politica forse fatta dalle precedenti amministrazioni negli anni 60 e negli anni 70 ha un po' per caratteristica, per appunto delle situazioni di contingenza relative appunto alla grande vocazione che aveva la zona industriale di Porto Marghera, oltre a 34.000 addetti negli anni boom di quell'area stessa, ha avuto un'esplosione minore sui servizi, sui sottoservizi o servizi relativi alla piccola e media industria. Oggi noi abbiamo, credo, su Mogliano una grande responsabilità. Mogliano è diventata forse, senza ombra di dubbio, anche senza forse, un punto di riferimento non solo per il nostro Veneto, ma a livello nazionale e a livello europeo. Abbiamo la più grande arteria di attraversamento della comunità europea, il corridoio 5, da Kiev a Lisbona. Abbiamo per cui l'aspetto logistico nella vicinanza dell'aeroporto, del terzo aeroporto a livello nazionale che è Venezia. Abbiamo un aeroporto di servizio che è quello di Treviso, per cui logisticamente per il trasporto delle merci, per il commercio è diventato un punto importantissimo, nel quale gli amministratori e noi soprattutto credo che come amministrazione provinciale guardiamo con particolare attenzione. Abbiamo 2 limitate zone produttive, abbiamo però, e credo che questo lo possa confermare l'assessore Copparoni, ci sono tantissime richieste per quanto riguarda l'utilizzo di questo territorio, diversificato. Su questo noi dobbiamo fare massima attenzione. Sicuramente, studiando quali possono essere gli sviluppi prossimi futuri e come questa interagire fra richiesta e territorio deve trovare il giusto equilibrio. Io come amministrazione provinciale abbiamo creato ormai da 5-6 anni un piano strategico nel quale abbiamo messo tutti gli stakeholder del territorio, per cui attività produttive e commerciali, singoli comuni anche sopra i 10.000 abitanti, le parti anche sindacali, per cui tutti coloro che hanno degli interessi nel territorio li abbiamo raggruppati sotto il piano strategico, nel quale attraverso degli incontri sistematici cerchiamo di programmare quello che sarà il futuro di questa realtà. In termini logistici, per quanto riguarda i grandi attraversamenti e le grandi arterie, in termini di riordino del territorio, vi ho dato un dato prima che sicuramente ha fatto sobbalzare sulla sedia qualcuno, 95 comuni, 1074 zone in cui si fa attività produttiva, 115 milioni di metri quadrati di capannoni, attualmente in provincia di Treviso, di questi il 64% è occupato.
il rimanente non è occupato. Abbiamo già autorizzato e non ancora costruito altri circa 20 milioni di capannoni che sono stati congelati per le note conoscenze del rallentamento del sistema produttivo. È anche pur vero che è cambiata la tipologia di richiesta dell'imprenditore. Se una volta la richiesta era di singoli capannoni 7.000, 8.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati, perché una volta c'era l'utilizzazione di carri ponte, perché era strutturalmente si era più una vocazione manifatturiera, meccanica. Adesso sta cambiando la tipologia di richiesta. Abbiamo una forte richiesta in quanto certe imprese che stanno superando, hanno superato questa fase, sono in fase di espansione su nuove tipologie, per cui chiedono delle superfici molto più ampie, che è difficile mettere insieme attraverso l'unione di piccoli capannoni che ci sono in essere. Dall'altra parte tantissime aziende che hanno know-how, soprattutto, sono coloro che richiedono spazi minori, però con vocazioni ambientali diverse. iFarm, per esempio, per chi lo conosce, a Roncade, è una tipologia che fa milioni di euro di fatturato in pochi anni, che si basa soprattutto sui servizi digital divider, e hanno dei servizi che ovviamente hanno dei piccoli contenitori che fanno grandi però volumi economici. Però questi piccoli contenitori hanno la necessità di avere un inserimento all'interno dell'ambiente che sia funzionale alla strategia di queste aziende, per cui è modificata anche la richiesta. Su questo noi abbiamo deliberato proprio un anno e mezzo fa il nuovo piano regolatore della provincia di Treviso, il piano territoriale di coordinamento provinciale, nel quale abbiamo messo anche dei paletti che vanno nell'indirizzo di dare appunto delle discrezionalità all'interno dei singoli comuni, però all'interno di determinati binari, che sono i binari della salvaguardia del territorio resistente, un'ambiziosa sfida che è quella di recuperare parte di questi volumi che all'interno della nuova legge regionale possono essere recuperati con delle perequazioni e spostamento di volumi in altre realtà, per cui all'interno del PAT possono essere previsti dei riposizionamenti di quei volumi in altri luoghi, concentrando su 200 circa, 200-220. È una sfida ambiziosa, ma l'abbiamo messa perché l'economia che ne deriva dalla parte non industriale artigianale, che è quella della promozione del territorio legata all'aspetto dei prodotti tipici, l'aspetto dell'agroalimentare, l'aspetto dei vini e quant'altro, voi sapete rappresenta il 18% del PIL della provincia di Treviso. È un quinto per cui complessivamente dell'intero PIL provinciale, però ha una particolare importanza perché è legata all'aspetto ambientale, all'aspetto della valorizzazione e del mantenimento del nostro territorio. Ecco, questi sono a grandi linee, diciamo, gli indirizzi strategici che noi abbiamo delineato. La sfida è una sfida, credo, ambiziosa, lo dicevo prima, importante. Sicuramente su quest'area, l'area di Mogliano, Casale, Zero Branco soprattutto, abbiamo delle specificità, che sono quelle specificità legate alla grande richiesta che esiste soprattutto per i servizi logistici, i grandi autotrasportatori per esempio. Si riferisce a quelle imprese che attraverso, voi sapete che stiamo ragionando anche sul distretto dell'aerospaziale per quanto riguarda l'aeronautico, per dir vero, per quanto riguarda unire Marcon, Mogliano, su tutti i servizi che vengono fatti verso l'aeroporto, c'è un grosso interesse, ci sono anche delle imprese ben posizionate. Dall'altra parte su questo indirizzo, che è un indirizzo anche in termini ambientali, abbiamo da poco, siamo partiti col distretto della bioedilizia, per cui nuove tipologie di impresa, nuove tipologie di lavoro che richiedono anche delle professionalità specifiche. È un lavoro che va fatto per cui tenendo conto di tutti questi tasselli che devono essere ordinati in questo puzzle per metterli insieme per poter raggiungere questi obiettivi.
Mogliano dal nostro punto di vista, soprattutto in questo territorio, ha delle potenzialità, lo dicevo all'inizio del mio ragionamento, importanti. Sicuramente dovremmo sviluppare in considerazione, voi sapete che c'è il progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Terschelling, Marco Polo, con tutta una serie di attività logistiche complementari all'aeroporto stesso, che interessano una vasta zona attualmente a vocazione agricola di Terschelling, di quella zona là, e sicuramente là abbiamo l'opportunità di riposizionarci, senza dimenticare quello che attualmente è uno dei fenomeni che ha una sua redditività, che è il turismo. Noi siamo sulla città unica al mondo che è Venezia, patrimonio dell'UNESCO. Noi sappiamo che Mogliano ha una recettività di persone ai spazi di posti letto tra le maggiori a livello provinciale. Su questo dobbiamo continuare a investire e fare sviluppo. Ovvio che deve essere, come dicevo prima, bilanciato con le altre richieste e con quelli che possono essere più scenari di produttività che danno una redditività maggiore in termini di budget, in termini di ricchezza del territorio. Questa è la sfida nella quale noi vorremmo confrontarci, nel quale abbiamo messo delle fondamenta, credo, abbastanza condivise attraverso accordi all'interno del piano strategico. Su queste fondamenta noi vorremmo appunto contribuire perlomeno nella nostra discussione per permettere che quest'area possa continuare ad essere un'area ad alta redditività e ovviamente non solo l'aspetto economico, vi dicevo prima, e anche l'aspetto della qualità della vita che ne va nell'interesse di tutti i cittadini. Non entro perché sennò rubo troppo spazio tutta la pianificazione che abbiamo fatto sulla viabilità, perché i grandi corridoi, passando in Mestre, sicuramente il corridoio 5 è una grande opportunità, però ha la necessità di avere tutti quanti il pettine di collegamento. Il pettine di collegamento va fatto attraverso dei scenari che noi abbiamo previsto all'interno di uno studio specifico sulla mobilità e sui flussi di traffico che si generano a seconda dell'ubicazione di determinate tipologie di aree rispetto ad altre aree. Comunque evidentemente se poi l'occasione nella seconda parte magari entrerò un attimo sull'aspetto della viabilità. Grazie Presidente. Come avete visto in effetti